Sono parecchie decine i volontari della Protezione Civile del Veneto che sono operativi nelle Marche a seguito dell'alluvione. In modo particolare abbiamo una sessantina di volontari che sono a Senigallia con 39 mezzi, di cui 13 sono autocarri e 10 macchine operatrici. Sono partite 7 squadre, una per ogni provincia del Veneto. Che ovviamente stanno lavorando insieme. Inoltre da alcuni giorni sono operativi anche volontari della Protezione Civile dell'ANA, in parte partiti dalla provincia di Belluno, in parte dalla provincia di Verona e da altri territori del Veneto, che stanno operando in questo caso invece nell'entroterra delle Marche. E quindi la squadra del Veneto sta dando tutto il supporto che c'è, naturalmente è stato richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, li ringraziamo e devo dire che fin da quando c'è stato l'evento noi come Veneto abbiamo dato la disponibilità al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio di intervenire e poi ci sono state delle attivazioni successive e da ultimo nella giornata di ieri sono partite queste ultime squadre provenienti da tutto il Veneto.